efficiente. Questo è il fenomeno di turno. Quanti? 110? Senti proprio che odore di miscela che c'è qua. Miscela, benzina. Sei riuscito a metterla in seconda almeno? Io? Sì. Ok. Almeno quella l'ho messa. Io ero in quinta. E non ho attaccato la GoPro prima, ma è stato un peccato perché c'era un gran deficiente, nel senso che la gente ignorante che supera dopo fa sborone perché vuole correre veloce. E cosa succede? Praticamente su una curva, che se dopo mi ricordo la registro, altrimenti chiedo scusa, cercate di, come dire, starmi sulla fiducia. Lui va via tranquillo, vuol dire che forse non c'è niente dentro. Quanto è? A 70, no? A 50, ma se lui va via così io dico che non c'è niente. E come dire, uno fa lo sborone con sta cazzo di Audi, supera me, e praticamente io, curioso di vedere sto fenomeno, che cazzo fa, gli sto dietro. Boh, vedo che va avanti, 120, 130, 140, 150, arriva a 160 all'ora. E a un certo punto faccio, boh, e adesso che c'è la curva secca come cazzo fa? Porca puttana, io ho frenato normalmente praticamente, e come suol dire lui ha tirato un lungo, roba che per l'appunto mi tocca andare a raccogliere sto cretino col cucchiaino. Ecco, madonna, quanto l'ha messa prima la freccia? E praticamente zio Billy, sto coglione qua, tira dritto sulla curva, e roba che appunto vado a guardrail dell'altra carreggiata. Cioè io non so certi fenomeni cosa vogliono fare. Dopo gli chiedo se tutti gli autovelox che abbiamo passato, zio Billy, sono funzionanti o no, perché mi sta cagando sotto. Cadetto! Questo è il fenomeno di turno. Madonna. Ciao. Oh, ma quello col Tiguan? Ma che coglione. Ma quello non sapevo che doveva dare la precedente. Madonna. Mi prendeva. Oh, ma la si è fermato per benzina a un certo punto quando sta per andare via. E non prendeva. Mi serve aiuto. Non ce l'ho tranquillo, sto andando via mia bici. Ho l'autonomia 110 km. Quanti? 110 km bastano? 110? Sì, sto registrando. Da YouTube. No, perché altrimenti faccio benza adesso. Non lo so, se vuoi andiamo a farci un giretto magari anche Jesolo dopo. Con 110 km andiamo sul cavallino. Che oh! Allora, cioè, dipende perché so, Adesso sei a posto per un po'. No, non parla adesso. costa tanto qua. Il volo è 1,45. Sti cazzi! E allora sto cazzo, appena te la vedi qualcosa tipo 1,3 qualcosa, 1,3, fermati, Dio caro. Ecco io! Se dovesse essere, casomai. Ecco io! C'è solo un problema, io non so la strada da qua. Ok, faccio. Siamo in merda allora. Lei la sa. Ma siamo in merda lo stesso. Grazie per la fiducia. Abbiamo che stesso giubbotto, cosa vuoi? Però il mio è più figo. Cominciamo a darglielo al canale. Beh, l'effetto figo di una donna con una Z 125 è che dopo ti faccio la copertina. Stai un attimo ferma lì, ti faccio la copertina. Ora, a parte gli scherzi, comunque sia, questo è il gruppo di stasera. Ci siamo io, grande capo qua, e la signorina qui davanti, che non dico il nome, a parte che forse si è già sentito prima, con una Z 125, se non sbaglio non è chiesto, non è guardato, comunque sia una Z, e niente, fa strada lei, quindi gli guarderemo un bel spettacolo. Che ignoranza, Dio cazzo. Mica i crampi. Io mi metto in mezzo. E tu grosso in mezzo. Che sborro, fiamme da fare tutti in seconda, me lo fate stazione, porca puttana. Cadetto! Piaciuta l'entratina all'esterno?
Ho detto adesso lo supero, cazzo. Ho le palle che sudano. Per motivi tecnico-tattici mi sbocciano. Ergo illegali. Allora, adesso qui vedete un esemplare di motardista che sta aiutando una povera donzella. a uscire da un buco. Attenzione perché mi dà merda. Sono diventato un parcheggiatore. Oddio. Cos'è? L'ho fatta tutta in prima, cazzo. Dio caro. Ho messo a destra la seconda perché ho detto boh. Qua è tutto un freno via, occhio. Porco dio. Porti pazienza, dopo ti porto al Vega. La conviene. Ok? Per ora ne ho. Se va a pescare! Ma cazzo è parcheggiato quell'altra? Dove cacchio è parcheggiato? La partenza che ho fatto sei sull'incrocio, che sono i ragazzi che proprio prendevi sotto per poco, là l'incrocio in mezzo ancora a Treviso, che sono ragazzi che stanno attraversando la strada e tu ti sei fermato. Io lì ero lì col gas, lasciato per sbaglio la prima, mi ha slitato un po' la gomma e poi ho tirato di impicchiata. Ho fatto un traversino mi sembra. Ma intendo. Dio buon. Ho visto tu sei stato, faccio che cazzo fa questo? Non ho avuto subito in strada. Ho visto se passare a destra e Non è che ci sta più benzina, se no il serbatoio è dritto, vai a livello giusto. Se è storto, metti meno benzina. tutorial come fare del benzina. No, tira via la dito. Dai, dalle da bene che siete, povera. Io sì, faccio sempre preciso, o 13,50 o 13 o 14. Maniaco. Allora la vuoi per partita? Ho già fatta appena adesso. Ma adesso ci sta, cioè c'è luce. C'è luce, c'è tutto. Dai, facciamo i cavalieri. Che finocchio. Guarda, gli metti la telecamera davanti, impazzisce. È un dondolo. Sei in barca? Croc. No, ho tirato una verta davanti a lui, ho fatto tipo terza piena, ho messo la quarta, tipo ho visto il tuo lumino da morto avvicinarsi troppo velocemente. Ho pizzato, Guarda che non è bello vedere il lumino da morto dietro, ho pizzato tutto quanto. Lumino. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se volete iscrivervi al canale sapete che è gratis, ci mettete un attimo è sotto al video, col tasto iscrivete basta che lo cliccate è fatta. E soprattutto se volete fare un favore al canale per appunto darmi più che altro una mano a farlo crescere e di condividerlo magari con anche un solo vostro amico, aiuterebbe a come dire, a far crescere il canale. Comunque sia, ci vediamo al prossimo video, bye bye.
in the zone, into the light now. Lost in the zone, into the